Eccoci qua anche questa sera, oggi è mercoledì 24 giugno, sono le 21:01 e il consueto appuntamento di Quattro domande l'angolo delle interviste della pagina Facebook Economia Forte e Futuro Migliore. Questa sera ritorniamo sulla proposta formativa post diploma per i nostri ragazzi per dare un futuro alla nuova classe imprenditoriale della nostra regione. Abbiamo con noi il direttore dell'ITS Turismo del Veneto, Enrica Scopela, a cui diamo un caldo benvenuto a questa pagina. Buonasera Enrica e benvenuta a Quattro Domande A. Grazie Matteo, buonasera a tutti. Allora, io ho introdotto come appunto Istituto Tecnico Superiore del Turismo. Che cos'è? Come è nato e come è strutturato? Allora, stiamo parlando della proposta post diploma che il Ministero dell'Istruzione ha creato, costituito con un decreto 10 anni fa e di cui ancora gli italiani non sono abbastanza consapevoli. In Italia esiste, dopo la scuola secondaria, la formazione terziaria, che è fatta di università, come tutti conoscono, ma da 10 anni a questa parte è fatta anche di ITS, cioè di istituti tecnici superiori, cioè superiori alla secondaria, che rilasciano un diploma di tecnico superiore che equivale a livello internazionale al quinto livello della Qualification Framework europeo. Quinto livello che in Italia mancava, perché il diploma di scuola superiore è un quarto livello, la laurea è un sesto livello, quindi formalmente in Italia c'era un buco normativo e anche di contenuto rispetto a questo tipo di formazione. Stiamo parlando di una formazione terziaria, quindi alta formazione, ma professionalizzante. Vuol dire che i docenti in aula sono aziende, professionisti e consulenti di settore. Questa fondazione in particolare si occupa di turismo, sono solo 10 in Italia le fondazioni che si occupano di turismo, su 104 fondazioni in totale in tutti i settori merceologici, parlo di meccatronica, di logistica, di moda, di agroalimentare, di energie rinnovabili. Quindi in realtà siamo pochi rispetto alla vera esigenza di questo paese, ma ci siamo. Sono scuole di eccellenza perché sono scuole che cercano di matchare esattamente quella che è la richiesta da parte del mondo del lavoro con quella che è la costruzione di competenze ai giovani. Noi abbiamo un tasso di occupazione elevatissimo, ma magari dopo Matteo ne parleremo, perché noi siamo sul mercato da 10 anni e abbiamo un tasso di occupazione che rasenta il 90%. È un ottimo risultato. E appunto, a quali studenti si rivolge? Cioè, a studenti che vengono fuori da istituti superiori già di turismo o può partecipare chiunque o può iscriversi chiunque e quali risultati state ottenendo? E come funziona l'iscrizione a questo istituto? Certo, allora ci si può iscrivere con qualsiasi tipo di diploma di scuola secondaria, quindi stiamo parlando di un diploma di scuola quinquennale. Non solo chi ha già fatto turismo nella scuola superiore, quindi banalmente un tecnico turistico o un professionale, ma soprattutto chi viene dal mondo della cultura liceale e che non ha l'intenzione di proseguire i suoi studi in ambito universitario, per tanti motivi, per motivi di tipo lavorativo, per esigenze economiche, ma anche proprio per indole. Ci sono dei ragazzi che escono dal liceo e vogliono davvero mettersi in gioco dal punto di vista professionale, ma cercano anche delle competenze specifiche, come dire, di un buon livello. Quindi mi viene da dire che per tutti i ragazzi questa è un'opportunità davvero interessante, anche perché tutte le competenze specifiche legate ai contenuti di questi percorsi le diamo noi. Abbiamo docenti, preparatori, coach, professionisti, consulenti molto preparati non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche didattico, per cui mi viene da dire che le competenze le forniamo noi. Per entrare in un percorso come questo c'è una selezione all'ingresso. La selezione è fatta, per rispondere anche alla tua domanda, di due parti. Una parte scritta e una parte, diciamo, orale.
La parte scritta va a toccare tutta una serie di tematiche di attualità, di cultura generale, di cultura turistica, di lingua, di informatica. Ma quello che vale è il colloquio motivazionale. Il colloquio motivazionale va a misurare, va a capire, e lo faccio sempre personalmente, tra la commissione, quanta voglia hai tu, ragazzo, ragazza, giovane, di entrare in un percorso di questo tipo, che è un percorso intenso, perché è un percorso strutturato in 2 annualità. I ragazzi entrano in aula, di solito a ottobre, quelli che ovviamente hanno superato questa selezione, fanno 4 mesi e mezzo in aula, poi vanno in azienda per 2 mesi e mezzo, dopodiché l'estate rimane libera, non c'è lezione. I ragazzi possono andare a lavorare, andare a studiare all'estero, andare in vacanza, ok? Si ritorna in aula l'ottobre successivo, stessa cadenza di tempo, aula 4 mesi, stage curriculare in Italia o all'estero nel secondo anno in modalità Erasmus+, dopodiché c'è l'esame di Stato, esame ministeriale con commissione approvata dal Ministero e a superamento assegnazione del diploma di tecnico superiore. Quindi è un percorso intenso, come dicevo prima, immersivo, quotidiana la frequenza, attiva perché non sono lezioni tradizionali, ma sono spesso lezioni interattive, lezioni dentro le aziende, viaggi studio, visite aziendali, visite in territorio, quindi è davvero, come dire, forte la presenza dei ragazzi in un percorso come questo. Quindi è una scelta. In quel famoso colloquio motivazionale io misuro questo. Tu hai voglia di metterti in gioco? È davvero il turismo il tuo mondo? Ecco, e chi supera la prova entra nella rosa dei 20 o 25 posti disponibili per ogni corso. Ti ricordo, Matteo, che io questo corso ce l'ho a Bardolino, ma ce l'ho anche a Valeggio sul Mincio, corsi leggermente diversi, dopo ne parlo, a Treviso, a Jesolo, ad Asiago, quindi siamo dislocati sul territorio con una presenza capillare rispetto a esigenze che il territorio ha. Quindi i corsi sono di 3 tipi: Hospitality Management, ed è il corso che avete a Bardolino, e ce lo abbiamo anche a Jesolo e ad Asiago. Restaurant Business Management, che è a Valeggio sul Mincio e a Treviso, e il Tourism 4.0, che è un hospitality molto più spinto sul mondo del digitale, della tecnologia, della realtà virtuale, insomma di tutte le nuove applicazioni legate alla creazione di prodotti ed esperienze turistiche, che è a Jesolo. Quindi, come appunto si diceva, nel Veneto non ci facciamo mancare nulla, cerchiamo di coprire ogni richiesta del mondo lavorativo, del mondo del settore turistico. Infatti, per quanto riguarda il turismo, che è un settore lavorativo peculiare per il nostro territorio, viene venduto in abbinata, legato alle emozioni. Perché se non c'è turismo, se non c'è emozione nel territorio, come viene sviluppato durante il percorso formativo questo fattore prettamente umano? Perché cioè, il turista torna se prova un'emozione, e quindi bisogna venderla l'emozione, però quindi viene coltivata nel ragazzo oppure è freddo? Allora, questa è una domanda che richiede una doppia risposta. Viene coltivata l'emozione nel ragazzo perché vengono sviluppate all'interno delle nostre unità formative le cosiddette soft skills, che non sono solo banalmente la lingua inglese e la lingua tedesco, ma sono anche tutte quelle capacità di relazionarsi in maniera empatica con gli altri esseri umani, quindi una comunicazione paraverbale. Quindi questo aspetto è in qualche modo supportato all'interno delle unità formative. C'è però anche l'altra parte, che è quella di trasmettere emozioni in maniera, come dire, professionale, cioè bisogna essere in grado di competere in questo mondo di comunicazione allargata, direi globale, con realtà che arrivano da tutto il mondo. Quindi quello che noi facciamo è fornire delle tecniche per rendere queste emozioni comunicabili. Quindi attraverso queste unità formative, che sono
tutto il mondo digital, quindi parlo sia del web che del social media marketing, ma anche tutte le tecniche fotografiche. Per esempio, tra i nostri docenti c'è un Igers, uno dei fondatori di Igers Italia. L'uso della realtà virtuale, l'uso della realtà aumentata e immersiva. Quindi questi sono strumenti che aiutano a, come dire, comunicare le emozioni, ma anche valorizzare questi aspetti e renderli poi fruibili dal mercato che conosciamo. E appunto allora si cerca di coltivare anche appunto quindi l'emozione viene cercata, innanzitutto bisogna cercare di far capire ai ragazzi che il lavoro è anche emozione, il turismo, quindi, e quindi poi un po' alla volta cercate di inserirlo dentro durante il percorso. Diciamo che lo testiamo in quella famosa fase di colloquio conoscitivo, cioè se uno ha il talento, ha l'amore, ha la passione, lo si capisce, lo si vede. Il turismo è un settore composito, vabbè, parlare di turismo vuol dire parlare di tutto. Diciamo, parlare di accoglienza e di ospitalità ha una complessità per cui non basterebbe un master di 2 anni, ok? E su questo non ci piove. Partiamo già da una base data di corsisti predisposti, dopodiché lavoriamo con tecniche legate alle unità formative soft, con tecniche legate alle unità formative specifiche di trasmissione delle emozioni attraverso lo strumento che può essere il content, che può essere la fotografia, che può essere il video, che può essere la realtà virtuale e così via. Ottimo, ottimo. E adesso faccio una piccola polemica, perché giusto diamo un po' di sale. Allora, parte quest'anno che causa quello che è successo, il turismo quest'anno, speriamo che si riprenda alla grande e da imprenditori siamo fiduciosi. Il Veneto ha un altissimo numero di turisti ogni anno, tanto che molte persone hanno pensato bene di improvvisarsi, chi albergatore, chi gestore di B&B, ma magari non hanno nessuna conoscenza del territorio. Non sarebbe il caso che magari istituire dei corsi di formazione, non dico obbligatoria, però prima di concedere il permesso ad aprire questi B&B, questi titoli, per far alzare il livello della nostra ospitalità? Beh, la formazione va bene sempre e questo compito nello specifico ce l'ha la Regione, che lo ha recepito in maniera, direi, efficace all'interno del suo piano strategico, perché la Regione parla proprio di questo all'interno del suo piano strategico, anche con la diffusione dei punti informativi sulla gestione e così via. Quindi in realtà è vero, sì, la formazione ci sta tutta, abbiamo anche una regione che nel nuovo PST l'ha inserita, nello specifico nella carta dell'accoglienza, dove viene ripresa in più parti e quindi direi che manca solo l'operatività che si sta sviluppando via via nei territori. C'è anche da dire, Matteo, che la conoscenza di un territorio è solo una delle tante abilità. Quello che manca in questi territori, in questo paese, ma sempre senza far polemica, per constatare un dato di fatto, perché lavoro in questo settore da oltre 20 anni, quello che manca è la capacità manageriale, la visione strategica, il concetto di sistema, ok? E questo è un problema culturale, non è un problema formativo. Oggi le informazioni il turista le trova sul web, belle, approfondite, ok? Sul web trova. Non manca tanto la conoscenza del territorio, manca l'abitudine a lavorare insieme. Sì, stavo pensando così a tutta la zona, allora parlo del lago di Garda perché sono qua, vivo sul lago di Garda, però appena ho contatti con la Lessinia oppure con il Basso Veronese oppure la zona del Rovigo, che sono zone paesaggisticamente fantastiche, però che potrebbero avere un potenziale turistico enorme, dove c'è la possibilità di dormire ma non hanno il legame col ristoratore che presenta il prodotto tipico. Quindi creare una rete
un'organizzazione dove io dormi qua da me, vai a mangiare da lui, il formaggio lo trovi in questa malga e la giornata, quindi creare un circuito turistico dove l'ospite arriva come turista, si sente ospite ed esce come amico. Certo, guarda, la regione sta lavorando molto in questo senso perché tutti i POR che stanno uscendo usciranno proprio con questo aspetto, cioè la rete, ok? Le reti di impresa, i legami tra stakeholder, il valore sta lì. Il problema è che, come dicevo prima, culturalmente noi non siamo un paese abituato a questo. Noi siamo degli individualisti, ça va sans dire, ma non sto parlando di veneti, di sardi, di lombardi, sto parlando di ogni realtà. Siamo un paese frammentato e siamo un paese di campanili, è brutto dirlo, ma è veramente così. E chi si occupa di turismo e che quindi ha bisogno, perché non stiamo parlando di meccanica, stiamo parlando di turismo dove la sinergia e la collaborazione diventano, non dico strategiche, dico vitali per far sopravvivere il settore. Quindi ti dico, la regione in questo senso il suo lo mette. Probabilmente forse noi non faremo in tempo a vedere il risultato di queste grandi operazioni di aggregazione, magari i nostri figli sì, la direzione è quella però ed è chiara e soprattutto in un momento come questo, ma in un momento come questo si vede come la necessità sia verso questo tipo di approccio, che poi diventa un asset, a mio avviso. Staremo a vedere. Infatti ho appunto un commento in diretta di consigliera comunale di Valeggio che appunto la sinergia nel turismo è fondamentale e dovremmo smettere di pensare di essere unici ed individualisti. Il discorso che appunto facevi tu. Quindi, mi fa piacere Valeggio, la saluto, se vuole venirci a trovare, noi siamo a Valeggio già da 2 anni, ripartiremo con il corso anche quest'anno, col corso post diploma, siamo ospiti del comune all'interno di Palazzo Guarienti e quindi adesso vedremo con la nuova, come dire, la nuova programmazione e anche tutti i protocolli che dovremo osservare se riusciremo a partire regolari a ottobre. A Valeggio abbiamo un corso che è Restaurant Business Management dove le aziende tra di loro supportano non solo nella progettazione ma anche nell'accoglienza di questi ragazzi in stage, in visite aziendali, in presentazioni. E proprio come diceva la consigliera, l'idea è quella di smettere di pensare ognuno per sé e Dio per tutti, ma renderci conto che noi da soli, proprio noi che operiamo nel turismo, ormai valiamo poco. Esatto, in un mondo globale la singola struttura si parte da niente. Sì, non solo in un mondo globale, anche in un mondo dove il valore è dato, come dire, dal bundle, dall'aggregazione, proprio dal territorio, dalla destinazione. E la destinazione non è fatta di un albergo, di un ristorante, di un commerciante, ok? È fatta di tutti loro, di tutta l'intermodalità del trasporto, da tutta la parte della sicurezza, dei servizi, del commercio. Quindi voglio dire, noi più di ogni altro settore dovremmo renderci conto che metterci assieme porta valore. Speriamo che anche il governo capisca che forse istituire un ministero dedicato al turismo e basta potrebbe essere un quid in più. Io Sì. Enrica ti ringrazio per la tua disponibilità, che se vuoi dire il sito dove i ragazzi possono contattarti. Abbiamo il sito itsturismo.it, abbiamo una pagina Facebook, ITS Turismo Veneto, stesso nome per il profilo Instagram e quindi ci trovate facilissimamente all'interno della rete. Quindi chi ha voglia di lavorare, chi cerca un lavoro nel mondo del turismo, ITS è pronta ad accogliervi e andiamo avanti, aspettiamo i turisti che arrivano e sicuramente arriveranno. Grazie Enrica, grazie a tutti gli ascoltatori per questa serata. Domani sera, l'appuntamento è domani sera, ritorniamo nella bassa veronese, ancora più giù andremo a parlare della zona di Castagnaro e la bassa veronese. Quindi auguro a tutti una buona serata e grazie a tutti per averci seguito. Buonasera. Arrivederci, grazie.